Le associazioni sportive ASD Favara Runners e ASD Fradici Runner partecipano alla Maratona di Roma in programma nella città eterna domenica 19 marzo. Una ventina i maratoneti che partono da Favara per raggiungere la capitale, ai quali si uniranno anche altri favaresi che abitano in altre città italiane e sono appassionati di corsa. Pronto un grande striscione per promuovere Favara in una delle maratone più affascinanti al mondo. I runners favaresi sono molto noti in città, non solo per la loro passione per la corsa, ma anche per il loro impegno in tante azioni sociali e solidali promosse fin dalla loro costituzione. Grazie a loro è approdata a Favara la manifestazione 5.30, una iniziativa internazionale che promuove, unitamente alla corsa, anche un sano stile di vita. Sono loro gli organizzatori e i promotori del trofeo podistico Città di Favara. Si deve a loro l'installazione di un defibrillatore in piazza Cavour e altre iniziative solidali come i tablet per i bambini con DSA. I maratoneti ieri sera sono stati ricevuti dal sindaco Antonio Palumbo e dall'assessore allo sport Angelo Airofarulla. Favara sarà a Roma sia con i Fradici Runner che, come abbiamo detto, ASD Favara Runners. Saremo circa 20 atleti che ci siamo preparati per questa maratona. Ci raggiungeranno pure dei ragazzi che vivono fuori da Favara ma che porteranno sempre il nome di Favara a Roma per correre questa bellissima 42 chilometri. Dal punto di vista personale so che questa non è sicuramente la tua prima maratona, anzi. No, per me sarà la 14ª maratona dopo una 50 km, dopo aver corso l'anno scorso la 100 km, quindi diciamo che sarà un piccolo allenamento in previsione di una gara molto più importante. Essere a Roma, correre nella città eterna però è sempre una cosa bellissima. Bellissima, per me è la seconda volta che corro la maratona di Roma, quindi sempre un'emozione unica e ho voluto partecipare di nuovo proprio perché è tutta, diciamo che tra tutti i ragazzi di Favara che corrono siamo un bel numero e quindi volevo essere anch'io ancora una volta con loro. Magari tu come presidente e come veterana potrai dare delle indicazioni giuste su come affrontare questa immane fatica. Infatti per me sarà un momento di divertimento perché voglio stare accanto soprattutto ai ragazzi che per loro è la prima volta che fanno la maratona, quindi voglio dare dei consigli. Noi basta pensare che fino a 2 o 3 anni fa facevamo le piccole corsette, come si dice, tra amici qua nei dintorni. Siamo partiti un gruppo di amici così, siamo partiti proprio per fare le piccole gare e adesso siamo arrivati proprio alla maratona di Roma, la maratona una delle più belle del mondo, perché Roma, la città eterna, sarà per noi un'emozione sicuramente unica. Dal punto di vista agonistico e sportivo come vi siete preparati? Noi ci siamo preparati come facciamo tutti quasi i giorni, diciamo 5 giorni a settimana, correndo mattina presto qua a Favara quando c'è buio, a sorgere del sole, col freddo, col caldo, sempre costantemente per raggiungere i nostri obiettivi. Sarà sicuramente anche un bellissimo evento sportivo. Non è che magari c'è qualcuno che poi farà un tempo eccezionale? No, speriamo, però noi ci siamo preparati per 2 o 3 per fare degli ottimi tempi e non solo c'è la maratona che sono i 42 km 198, ma ci sarà anche la staffetta dove correranno 4 atleti che si alterneranno 10 km ciascuno. Un saluto ufficiale ai maratoneti che vanno a Roma per la maratona a rappresentare Favara. È una cosa bella perché oggi sono venuti, abbiamo visto il loro striscione e gli ho fatto notare che la cosa bella è vedere a Roma una manifestazione importante internazionale, il nome di Favara e le associazioni sportive di Favara assieme, i runners e i fradici insieme a portare la bandiera di Favara. Questo per me è già importante, il segno della nostra comunità. Poi si divertiranno, faranno il risultato, ma la cosa importante è che la comunità di Favara sarà rappresentata insieme, tutti assieme cercheremo di fare questa iniziativa e quindi sono orgoglioso di ospitarli oggi e salutarli e fargli un in bocca al lupo. 2 associazioni che da sempre si sono sempre contraddistinte non solo per l'impegno in ambito sportivo ma anche per tutto quello che fanno durante l'anno, quindi varie manifestazioni che sono manifestazioni
associazione culturale, ma che mettono in risalto l'unione, la fratellanza tra veramente due associazioni che non hanno nessun tipo di competizione, ma solo hanno spirito e voglia di volontà di creare una Favara sicuramente migliore. E a proposito di Favara migliore, poco fa insomma quando vi siete incontrati chiedono poche cose, un po' di illuminazione in più e una strada un po' più agevole. Arriveranno? Arriveranno sì, come già si è visto nella nostra comunità, grazie al contratto che abbiamo stipulato con la nuova azienda che del Project Finanza per l'illuminazione pubblica, Favara sta cambiando un po' di look e non solo, partiranno a presto anche i ripristini del mando stradale, quindi sicuramente avremo nei prossimi mesi una Favara migliore e più vivibile.